Il pubblico delle grandi occasioni che ha riempito lo stadio Frogheri di Nuoro questo pomeriggio ha accolto con entusiasmo il Cagliari di Claudio Ranieri che ha affrontato in amichevole la Nuorese, un affetto verso il rossoblù che il Nuoro non ha mai fatto venir meno, anche nei periodi peggiori sotto il profilo sportivo e che attendeva solo di essere manifestato alla prima occasione utile. Tanti tifosi in tribuna, a cominciare da un grande ex di entrambe le squadre, Gianfranco Zola. Prima dell'inizio della sfida il consueto scambio di doni tra il sindaco Andrea Soddu che ha consegnato a mister Ranieri una targa al ricordo, mentre la società rossoblù rappresentata dal presidente Tommaso Giulini, accompagnato dal presidente verde-azzurro Gianni Pittorra, ha ricambiato con una maglietta. L'amichevole con la Nuorese fa parte della strategia scelta da Ranieri all'inizio della sua nuova avventura a Cagliari, vale a dire di portare la squadra nel territorio al fine di far comprendere ai calciatori l'importanza che il club ha per la Sardegna. Per la cronaca la sfida è terminata con il risultato di 9-0 per il rossoblù, grazie alle doppiette di Pavoletti, Viola, alla tripletta di Jankto e ai gol di De Sogus e Petagna. Ma questo è solo un dettaglio statistico, il meno importante della giornata. La sfida con la Nuorese è servita ai rossoblù per mantenere alta la concentrazione anche durante la sosta per le nazionali, ma nonostante le assenze il Cagliari ha confermato di attraversare un ottimo momento di forma. Per i verdi-azzurri impegnati nel campionato di promozione, una buona prova che fa ben sperare per il proseguo della stagione.